Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano. Partita decisiva, possiamo solo vincere. Fase gironi, partita 3. Danimarca, Francia. Siamo a Moscou. Vai. Riflettori tutti per lui, capocannoniere del campionato, tra i Ola. protagonisti certamente più attesi di questa sfida. C'è tensione a Mosca. Piove? Pierluigi Pardo e Stefano Nava, un saluto a tutti, siamo pronti anche oggi per raccontarvi Piove lo a Mosca. spettacolo della Coppa del Mondo. Le squadre si sistemano sul terreno di gioco. Proviamo contro la Super Francia che incredibilmente ha pareggiato. Spettacolo garantito, è quando si affrontano queste due formazioni. La seconda Speriamo partita. che possano confermarlo anche oggi, Pier. Ecco le Merda. scelte del CT danese. 4-3-3 Dai, è il raga. modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati là. Dai, che hanno paura, dai che hanno paura i galletti. Dai che li buttiamo fuori i galletti, questi mondiali impossibili. Prima squadra scelta Denmark. Poulsen. La messa dentro. Puntuale la grafica. Qua ci sarà il gol di Casper, me lo sento. Sarà il gol di dei Casper. francesi. Il modulo oggi è il 4-4-2, da verificare la Attenti. posizione degli attaccanti. Eh sì, il tecnico ha deciso di affidarsi a una punta di peso e... Gran palla in mezzo. Occhio, Mbappé. Prova a salire la Francia. Bene, Sbaglia qui la il difesa difensore danese. chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla. Mera che culo. Griezmann. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Ok. Attenzione. Cerca la porta. Mamma mia, fuori per fortuna. Occasione mancata. Vai, Schmeichel. Abbastanza comprensibile. Dalsgaard. Eriksen. Punta l'area. Vai Poulsen. Cerca la rete. No. Murato dal difensore. Kanté. Dai, sveglia però. Lemar. Ancora la Danimarca, ma ancora passaggio errato, forse la pioggia dà un po' fastidio. Partita Ma... che chiude la fase a gironi per queste due squadre. 3 punti in palio per smuovere la classifica. Ci terranno a fare bella figura per dare una gioia ai tanti. Poulsen. Dolberg. Vai Dolberg. Casperino Dolberg, fantasmino Si avvicina Dolberg. all'area. Bravissimo per Eriksen. Palla interessante per Eriksen. Incredibile. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Dai, di Poulsen, di qualcuno di testa. Pallone spazzato via bene dalla difesa. No, brutto errore. Matuidi. Merda, non prendiamo il contropiede, grazie. Ci sono metri a disposizione qui per i francesi. La mette in mezzo con questo pallone. Difesa che fatica, prodigioso. Non ci credo. È un gol che... Proprio a fine primo tempo, gol dei Galletti. La loro ricerca del gol che finalmente è arrivata. Vantaggio strameritato. Gol era... Questo è pesante. Già da diversi minuti. Ed ecco che è puntualmente... Quasi fuori dal mondiale, gol Blaze Matuidi. Match che riprende con la Francia che è avanti. L'extra time sarà di 2 minuti. Avanza la Danimarca. Eriksen. Bellissimo per Poulsen. Poulsen. Punteggio fin qui. Adesso è dura ragazzi, abbiamo 45 minuti per Primo vincere tempo che è 2-1. andato in archivio. Vedremo Impresa cosa ci quasi regalerà impossibile. La ripresa che è appena cominciata. Devo dire che fin qui mi sono proprio divertito, Pier. Mi auguro dunque di assistere a un secondo tempo. Lemar. Mamma mia. Parata super del portiere che vale come Dai gol. Larsen. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. Dolberg. Bellissimo. Guadagna Ci sto. Dai. Pallone in mezzo. Gol di Poulsen. Gol! Incredibile Poulsen. 1-1. Evidentemente erano ancora con la testa a festeggiare Calma, il gol ragazzi. del vantaggio, un calo di concentrazione che si è rivelato fatale. Calma ragazzi. Poulsen Siamo di nuovo in parità, pareggia grazie le al sorti gol del match. 1-1. Continua a Non è offrire ancora grandi finita. palloni ai compagni. Mbappé. Dai Fioi, dai. Bravi. Hanno spezzato Ok. bene la trama qui. Ecco. Ottimo, Scione. Dolberg. Eriksen. Bravi qui a bloccare tutto. Eriksen fa una cosa incredibile.
Dolberg, la porta sopra, Gasper, prima gol del mondiale, 2-1. Per trovare il gol del vantaggio. Cosa ha Gli fatto avversari masticano Eriksen? amaro, giustamente direi, almeno per quanto visto finora. Mamma mia. Tutto il tempo comunque per recuperare, non devono scoraggiarsi. Calma. Era un rigore in movimento e non ha sbagliato. Aveva Calma, lo siamo- specchio calma. della porta completamente spalancato. Non sta sul difensivo anche se a livello offensivo, ma lo stiamo ribaltando. Perfetto per Fischer. Fischer se ne va. Fischer se ne va. Grandissimo Fischer. Non ci C'è credo. una palla davvero molto pericolosa. 3 minuti. Paul Pogba cerca in profondità la casetta. La Ottimo. spazza via. Fischer. Eriksen. Scione. Il quarto uomo segnala Scione. 2 minuti di recupero. Bravissimo, Paulsen è veramente il mattatore però. Senza problemi qui il portiere. 2 di recupero, ti prego fischia. Andiamo a casa Beppe. Apre di testa. Triplice fischio, così può bastare. Qui si passa. Le condizioni meteo non hanno influenzato più di tanto la partita. Ciao Francia. Addirittura passiamo da primi con la Francia, fortunato il Perù. Fortunata che l'Australia batte il Perù, solita Francia. Siamo contro la Croazia adesso, andiamo a vedere però il tabellone, vede Uruguay, Portogallo, Danimarca, Croazia, Brasile, Messico, Inghilterra, Giappone, Spagna, Russia, Argentina, Francia. Attenzione che partita, Germania, Serbia e Colombia. Belgio, andiamo per gli ottavi di finale. Qualificazione incredibile contro la Francia, che però passa il turno lo stesso. Il Perù ha fatto il suo dovere, ma sfortunatamente per loro ho vinto io. Grande Dolberg, gol decisivo. Chiasperino c'è, ma Eriksen e Paulsen fenomenale. Tutto esaurito, sold out assoluto per Vai. questa sfida attesissima. Partita che sta per cominciare qui alla Kasan Arena. Buon divertimento a tutti. Paraluccone Modric, che bello uomo. Pioggia anche qua, ragazzi. Amici sportivi appassionati, un saluto da parte mia di Stefano Nava. Vai. Sfida che vale per gli ottavi di finale del mondiale. Sono rimasti Si va ai quarti, 16 Beppe, a speriamo. concludersi il titolo. Le cose cominciano a farsi piuttosto interessanti. Danimarca che prova a rendersi pericolosa. Eriksen, Paulsen. Dolberg. La delusione sul gol. Bravo, Casper. Per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare. Non deve Posso già annunciare che il prossimo mondiale impossibile sarà con l'Islanda. Cambiano il fronte d'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Modric, Ciao ragazzi. Perisic, Mario Mandzukic. No! Rakitic, posizione Mamma mia di interessante. testa, incredibile. Che culo. Kovacic. Palla sul palo. Eurogol di Kovacic. Danimarca 0, Croatia 1. Bel gol. Si ricomincia con la Croazia. Vabbè, non è perduto, dai. Baragna metri verso l'area. essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Devo perdere per un gol di Kovacic, incredibile. La ripresa per chiudere i conti. No, errore del portiere. Perisic. Vantaggio che comincia a farsi importante. Errore del portiere, Perisic ne approfitta, 2-0. Per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché Che beffa devono atroce. segnare, devono fare attenzione a non subire. Ultra offensiva. Esatto. Non facile Paulsen. per quanto si è visto finora. Cerca il cross profondo. Incredibile, beffa atroce. Con l'intervento decisivo del difensore. C'è il cambio dunque nella Croazia. La difesa alla meglio. Adesso allontana devono il scalare un Everest. pallone. Perisic. Lo ferma ma non controlla. Paulsen. Non può andare sempre bene con le rimonte purtroppo. Chiude bene Però il crediamoci, dai, non è finita. Bisogna fare un gol per far prendere paura ai croati. Ivan Rakitic. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio.
Ma va, lascia fare un errore così Schmeichel. Mandzukic. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Abbiamo 30 minuti. Entra Piazza. Tutto male questo corner. Occhio, Attenzione a Mandzukic. 3-0 E il finita. pallone entra ed è gol. Palla che rimane bassa, trova l'angolo giusto, trova la sola. Croazia show adesso. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Incredibile veramente, che scoppola. Che intercetta il passaggio. Cerchiamo di sollevare la faccia Eriksen. almeno per i tifosi, no. Puntuale qui il difensore nel recupero. E possono ripartire. Delaney. Attenzione Sisto. Si avvicina all'area. Ah, passaggio errato. Ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato La il Danimarca pallone. non c'è più giustamente 3-0. È una botta, una doccia no gelata di più. Apre bene di testa. Allenatore che toglie uno dei protagonisti della sfida di oggi e ci sono gli applausi, una vera e propria standing ovation per lui. Ha giocato una buona partita Pierluigi, attento, concentrato. Kramaric. Occhio a Piazza. Ci sono metri a disposizione. Il portiere Madonna, Schmeichel è proprio rimbambito oggi, eh? Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Kramaric. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Interrompono bene l'azione. Dolberg. Buona Bravo idea qui. Dolberg per Sisto. Occasione d'oro. Sisto, neanche il gol della bandiera. Pronto a battere questo corner. Nulla di fatto qui. Prova in porta. Gol. Tutto solo. E il Gol della pallone bandiera. mette in gol. Hanno provato a lungo evidentemente questa situazione ed è arrivato il gol. Gol di Gli Sisto. episodi sono determinati, questo è un bel gol sul calcio d'angolo. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Solo segnando adesso Kovacic. abbiamo una minima chance, ma vabbè. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. È chiaro che è un'impresa abbastanza disperata. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Attenzione, Sisto. Ancora lui. No. Ottimo intervento difensivo. Lovren. Versalico. Peccato veramente Hanno quel gol parcheggiato con errore di l'autobus Schmeichel ci ha di fronte alla propria massacrato. porta, come direbbero gli inglesi, per difendere il risultato. Hanno deciso di passare al caro e vecchio catenaccio all'italiano. Ha avuto forse Cos'è? troppa fretta ed è Va finito bene, in fuori vai gioco. veloci. Gioco fermo, si è alzata la bandierina Attacco del totale. guardalinee ed è offside. Ci sono proteste, sembrava una chiara azione da rete, ma il collaboratore dell'arbitro non ha avuto dubbi. Avanza la Danimarca. Poulsen, prova dalla Dasgard. Christensen. Eriksen? Trova Eriksen. Non ci credo, non Portiere occasione che gol. blocca senza problemi. Vabbè. Ma male in bocca questa Danimarca è una buona squadra, eh? Lovren. I quarti secondo me erano alla nostra portata. Vabbè. Di testa per il compagno. Lovren. Prossima sfida con Sulla l'Islanda, doppia quella opzione sì che è proibitiva. Interrompe mamma bene mia, si l'azione, passava. intercettando il lancio. Ivan Rakitic. Versalico. Occhio al pallone filtrante. Si avvicina all'area. Buono. Palla vagante. Ho tanto atteso, ormai i sogni di gloria per la Danish Denmark sono finiti. Kovacic. Si andrà avanti a giocare per altri 2 minuti. Kramaric. Prova la botta. Pallone che finisce. 2 di recupero, largamente ormai è sul finita. fondo. Beh, conclusione buona, ma solo nelle intenzioni. Palla che non ha preso il giro voluto, terminando la sua corsa Peccato. lontana, lontana. Recupera palla intercettando bene il pallone.
Finisce qua ragazzi, 3-1, finisce il sogno della Danimarca agli ottavi di finale dopo una grande impresa con la Francia. Prossimo dall'impossibile con l'Islanda. Ciao!